Ieri va della giornata, Masarimo un'eridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parenti amis, tutti insieme in vecchia zutte, ascoltaremo une storiute, conti strucs e mostri, ogni dì si fa così, tutto primier do gran furlan, non sta piedi di papà, non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma, tutto primier do gran furlan, non sta piedi di papà, non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma e non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma. Desiree, a stucchiata. No, non mi visi du là che lo hai mettut. Ah! Veluca! Tada! Vecca il mio gioco preferito di quando ieri più piccole. Il gioco des lettaris. Dai, non sta a farmi spietamasse. O sei curiosa di provare a gioia di che giù che tu mi hai stanfevelato. Ma sono anche i fruits di chiase? Fruits! O sei rimasta al momento giusto per fare un gioco che gli piaceva tanto a Desiree quando era piccinina. Se sopulos con gli speraulis. Con questo gioco succedono anche robis magicis. Appena che attacchino movice che le dentro di questo sacco, attaccheranno anche a saltare fuori. No, non sta a dirlo, Desiree. Tachin subito. Va bene, Daria. Attacchiamo gli slettaris dentro dal sacco. Svelte, vuoi di essi super svelte e scrivi la parola barchie. Me sede. B-A-R-C-I-L-U-N-G-E. Barchie! Wow! Queste sì che è una robe magiche! Ben, come mi tocchi a me allora? Valise. Oh, c'è parole. Ha anche un accento lungo. Me sede. V-A-L-I con l'accento lungo, S. Beh, non mi displasares. Fa la valise e la infairis. Magari sono tu ne barchie. Preciso. C'è giù divertente. Per Furlan sono sensi speciali che per Talian, per esempio, non so. Come il C-I-Lung che ho vinchiatat in te paraule barchie. Hanno intendiamo col giù che magari ho chiati in altre particolarità delle lingue furlane. Ioi, un'esave. Me sede. Apostrof S, A, V, E. Zave. Ma tu hai schiattato il suon Z che si scrive apostrof S. Come mi tocchi a me? Mi luce. Io ho schiattato C con la cedilia. Allora. M, I, L, U, C con la cedilia. C'è divertimento, gioia con la lingue furlane. Sì, tu hai schiattato proprio un bel giù per passare il tempo.
e altri frutti, se so bulos con lis lettaris e lis peraulis. Dai, giù insieme! Fasin un giuc. Chi ha lait che stis lettaris, c'è mis mas. Ma se li smettin in ordine, diventeran une paraule furlane. Us doi un suggeriment. Elefant. Provait a metti in ordine lis lettaris per creare queste biele paraule. Pronts, vie! Ma c'è bras, fruz! E com'ò? Fased la stesse robe con la paraule gotte. Mettete in ordine lis lettaris. Pronts, vie! O se spardabons velz! Une ultime paraule di metti in ordine. Cheche. Vie! Sono stato nevore bulos i frutti di chiase a gioia. Sì, mi sa che sono proprio campioni delle lingue furlane. Dammi chi la tua manute, che ti conti una storiute di un mondo pieno di magie, di amis e fantasie. La principessa e Ghiatte. E ieri una volta una principessa di non Sofie, che viveva in tal chistiel di Ruvigne con i suoi genitori, il re e la regina. Una domenica, per occasione del suo compleanno, la regina gli ordinò a Sofia di mettersi il vestito color di rose. Ma la principessa, di risposte, e tacca per stare piz. Non mi piace il vestito color di rose, o vuoi mettermi che il celeste? E gridà, ma che il celeste non l'è soppressato, e il soppressa le biel cherot, gli spiegò la regina. Ma non bastà per far cambiare idea a Sofia. E così, e domandà ai famule di la su petor, per domandare al mag di prestare il so. Non c'è parenzione, o hai une fuffe nere dal mag? E rispondè la sierve. Po ben, allora l'are io, e disse la principessa. E dopo vedit chest e taccala su. Dopo passe 150 stialins e arriva in som de tor. E con pass fofs si incamminà vers la stanza dal mag. Di là che si sentiva in saltafuro rumor stramps. La porta de stanze è ieri vierte. E Sofia arriva entra dentro e applatassi so de taule senza farsi viodi. D'ogni dal fug e ieri una grande chialderie, con dentro di tutto. Codis di suris, lenghis di croz, pel di ghiatto, ongulis di strie. Chialansi benator, Sofia e ol mal soppress, e Lucia passù di corse. Ben plank e torna in daur pari sì, ma senza volè e fasè colà un libri partiere. In che il mag si voltà a colpe le squaià. Tu has avuto tante olse di entrare in chiesa me, picciole smorfiosute, altonà. Come ti fasione, bielle? Ti muderai in tu neghiate, e fin quanto qualchidun non ti disarà, Sofia, io ti perdoni, no tu potràs tornare fantate. Il mag, allora, al proferì la formule magiche. Otis pocis, surisca somen stris, cu la lengua di crozzi fas tutto un svuacarot, di pel di ghiatte e abbondance, che tu sgnaulis dal chiav finte panze. E, in 4 e 4 vot, la principessa e diventà une biele ghiatte nere.
Intanto la regina, che non le vedeva tornare, e ieri là da Cirile. Ma quando che arriva in te stanze dal mag, non chiattà nessuno, se no la diatte, che appena che la vedè, i le donghi sgnaulant. La regina e provò più volte a clamare Sofia, ma non v'è risposte, e tornata al palazzo tutte sconsortate. Anche la diatta e le daur, ma stant che sgnaulava sempre, la regina si inrabbiò e le buttò fuori dal balcone. La principessa e le apparase in te chiase d'oglie, egli entrò per un barcone in sfese e le drette in cusine, t'accanta sfreolassi intorno des gambis di Lise, la parone di chiase. Viota chi c'è bielle tuie, e dise Elise, proprio come sono restate cence ghiaz. Tu mi fasaresti su nevore di compagnie. Si sbassà per chiarecciale, e in quel arriva lei la targute. Sofie. Ah, Sofie, tuo non. Ben, o hai gusto di savelu. Tal domani, e per ducci dische a venirin, la diate e fase dome di spiezza il suo parone. I rovinà un biel foulard di sede, e sgrifà gli stendis, poi disfà un glimuccio di fili. Ma Lise, che ieri buine come il pan, non si inrabbià neanche una volte. Una buinore, però, la diate le disore in te chiamere, lì che ieri la figlia di Lise a dormente scune, e sgrifà tutte la musute. La fruttina taccava i disperade, e quando la Mari arriva dentro, e vedè il malfatto, e gridà a Ediate. Brutte bestiate, non fossi sto mai venuto in queste chiase. Ma istes non arrivà a dare neanche un pataf. Qualche tempo dopo, sozzere, la fruttina ieri che dormiva in te chiamare, col barcone in sfese. Di colpo, un buff di aia lo spalancà, pleando la flamme dei candele intorno al vel che altaponava la scune. La diatte viudù c'è che stava succedendo e lei in son de stialis e t'accasgnò l'applo e fuart che podeva. Lise corre su di corse e arriva ad ora a salvare la picciole e a distudare il fuoco. Poi è chiapassuta al braccio la diatte e gli dise: ben, Sofie, io ti perdoni. Tu mi has fatte diventare matte, ma se non fosse stato per te, la mie frutte sarei sbrusate. In quel, une luce stranie ma biele chialde, egli emplà la stanze, e come per inchiant, la diatte tornò a essi une principesse. Lise non arrivava a credere sia voi, e Sofia allora contà tutta la storia, ringrazianle di vele liberate da striamento. La principessa podè così tornata al suo palazzo, che tal domani si emplà di inti vignude per fare fieste. Di che di lì la malinconia e fodome un brutto ricordo, e tutti a tornare a essi contenti. Vedi qua, vigli, che hai tanti rut prima. O so là a giuia a chiesa di Desiree e mi sarei tan piaciuto che tu venissi con me. Ho fatto un gioco par da buon divertente e tu avevi di viodi, i frutti di chiesa sono stati su nevore, bulos con la lenghe furlane. Chiale com'ò, ti mostri il tonon. Me sede. Vidi. V, I, G, i lung che si lei, Dieu, I, vidi. C'è bien il nome che tu hai, però. E come fai in culgnò? Me sede.
Daria. D-A-R-I-A. E come o altri sfruzza a casa o potete provare a fare questo gioco con i vostri no, col nome dai vostri genitori, dai vostri amici o parenti o con altri speraulis. Mamma! Mambi, amici, ben rivas. Ja, lei c'è ben che ven giù. Plovi anche lì di altris. Non è pure. Anche se vi sta in chiesa, o hai stessi aldi interessanti mostraus. Qualche din da Desiree, mi ha mostrato un sito internet sportivo. E ho chiatati robis un'evore in magantis. Voleso scuviergilis con me. Queste fruz è un'enciclopedia al sport. Si seso mai domandats troppi campions e troppi campioni che ho vinca in Friuli. Ho appena chiatato questo articolo che al fevele des campionis furlanis. Chissà se indi conosces già qualchidune. Mara Navarria e Giulia Rizzi. Medaglie di auro alle Olimpiadi di Parigi e spade a squadris, che è una specialità de scherme. C'è emozione. Mi pensi anche a modi che finale. Mara Navarria è di Chiarlins e Giulia Rizzi di Udin. Dal 2024 hanno vinto anche la medaglia di auro ai campionati europei di Basilea. In più, Mara Navarria è ieri squadra che ha conquistato il bronzo a Tokyo dal 2020. La loro carriera è splendorosa. Giada Rossi è un altro campione che mi ha lasciato per da buon senso flat. È nata a Ciopule, dove di Pordenone, e è un campione di tennis di taule paralimpico. E ha cominciato a cutuare di science dopo di un incidente in piscina. Ogni volta che è stata ai Paralimpiadi e ha vinto una medaglia. Bronzo a Rio de Janeiro 2016 e a Tokyo 2020. E auro a Parigi dal 2024. C'è forza che ha. Anche se in taglieu vissa e ha ottenuto un risultato un'evore importante a Parigi. Il new record italiano dai 1500 metri di corsa. Pensai che ieri in ben 42 anni che nessuno lo batteva. Brave Sintayeu! Sintayeu è nata in Etiopia e è stata adottata di una famiglia di Posec, dal comune di Bertiul, e fa parte del nazionale italiano di atletica dal 2022. Come vuoi presentare Alexandra Giurgiuculese. E è nata in Romania e è arrivata qua con i suoi genitori quando aveva 9 anni. E fa parte del nazionale italiano di ginnastiche ritmiche e ha vinto tante medaglie a livello nazionale e internazionale. C'è un spari al Fruz. Il Friuli ha le proprie tunettiere di grandi sportivi. Ma ben come vorresti declamare desire o vuoi domandare se ha gusto di venire in piscina con me? Fasin un gioco. Buondì, Fruz. Gli nostri campioni hanno perduto 10 un'evore importante per loro. Iudinli a Cirigiu, ovvero 5 secondi per ogni oggetto. Il primo oggetto sono gli scarpi di atletica di Sintayeu Vissa. Pronti? Via!
Chiatadis? Bravs! Il secondo ghet è la racchetta di tennis di tavole di Giada Rossi. 5 secondi di tempo. Ben fatte, Fruz. Il terzo ghet è la buracchie di Alexandra Aggiurgiuculese. L'idratazione è importante. Altri 5 secondi. Come domandi di Cirilla Medae di Mara Navarria e Giulia Rizzi. Pronts? Vie! Veso chiatada anche che? O se spropit dai campions? Dammi chi la tua manute, che ti conti una storiute di un mondo plen di magie, di amis e fantasie. Turchinute. Conte Giavade di Il Tesaur delle Letterature by Fruz. Edizione Art Graficis Furlanis e Clappe Cultural di Aquilee. Scufute rosse e veve un essur mancul disubbidiente di chi, ma un evore plui furbe. Si chiamave Turchinute, sempre parvie dal color de so manteline e de so scuffe. Unedì la mamma dis: Turchinute, va la Judenone, che gli è malade, e tu porti salg di mangià e di bevi, e anche la medicine per indurmidì i dolors. Ma ti prei, sta in vuaite, tu sai che gli è capitata a tua sur. Mame, e dis la frutte, alle par di ban che tu mi fasis la predichie, io o soi Turchinute la furbe. Allora va, col geut plen, une strecce di pan culue, 4 minuti di chei de chiarnie, un toc di formaggi di mont, un fiascod di lat appena mongiut e un veri di medicine color d'arrosoli. Chiamine che ti chiamine e gli entra in tal bosco. C'è frescut, c'è cidinor, si sint nome iuceluz che a fevelin chiantant. Partiere un biel tapet di gusielis di pin. Chi è là, Turchinute e viodeve i fongs biei come un brenis di pipinis. Ma non iu chiappave su, perché la mame gli aveva insegnato che se si mangia un fong velenos si può anche morire e che proprio ti plui biei a puedin sei velenos. Quando che ieri in tal bosco plui neri, Turchinute e sint une vos che somè di cristian. Buondì, scufute turchine. Aliere il lov. Du lavas tu così bessole? Sì, bessole, rispointi e cencepore, mior bessoi che non malcompagnaz. Vas tu la Judenone? Sigur che ho voi, ma tu impara a essi mancul curios. C'è tanti insegnamenti che tu mi das, ma tu aspore di me? Pure, perché? Tu sei stan bon, e biel tu ses, vendogne. Il lov arresta di clap e al vierge la bocchie per mostraisi i dinghi. Alla une voe matte di provace savor che ogni fruz cencepore. Po, curios come calè, al domande, e c'è astu in quel geut? Chi dentri, e dis la frutte, o hai ogni ben di Dio, e une robe di bevi tan buine, ma tan buine, dolce come la mil. Se tu le bevis, tu diventi anche mo plui biel, e le uncula so chiavelade, al polas quindi si doglie di te. Po da spo, tu puoi anche la mangiala nonne se ti place, ma viot che i viei han la piel dure. Il lov non si fa sprea, al bev la medicine che iere per indurmidì e al cole partiere come un piruc madur. Così Turchinute e va di corse la denone e siere la parte col clostri. Mandi vighi, vue o vogliano da cundaria, o speri che chiate la svelte i siei occhialuz di piscine. Vue o ves fevelà des campionis furlanis dal sport, vere?
c'è braure pal nestri Friul. Vere, praticare un sport è un'esperienza di provare, nos insegna a impegnarsi e a collaborare con i compagni di squadre. Così podin fare amicizia con tante persone. Tu hai proprio ragione, i buoni sportivi sono anche corretti e rispettosi con gli avversari. E una volta finita la partita si può fare feste tutti insieme. Tra rugby e questa tradizione si chiama Tierch Timp. Io le adori. Mi fa piacere. Come non sto che proprio salutare i frutti che io ed Aria ho vinti là in piscina. Mamma! Buondì, Fruz, che contente che sono di Viodius. Voi, Daria, mi ha favelato di un evento per da buon speciale. La giornata dai cistiei vierts al pubblico. Ovvero sapere che il Friul è sempre stato una terra di confine, con centenari di cistiei e fortecis. Us plasaressi all'avio di qualchidun per sapere che viveva là in tete di miec. Ben, sono contenta che la mia idea us plasi. Purtroppo ho varindi fa una scelta, stant che i cistiei furlans sono così tanti. Fasin così, us mostrerai un per ogni provincia dal Friul. Prima di partire però, ho vares gust di viodi con voi altri, c'è mood che gli è fatta la struttura dal cistiel. Qualche dì fa ho chiatato una biele mappe su un libri che... Aspettate un momento. Vi ho deso fruits. Il cistiel par solito era contornato di une fuesse plene di aghe e per rientrare bisognava passare pal puint Jevador che si poteva alzare e sbassare. Tut era pensato per difendersi e tenere il territorio sotto controllo. Gli stors per via di lontano e gli muris gruesis, con parsore i curmei, che sono protezioni di pierre per i soldati. E il feudatari dove vivevi al di preciso secondo altri? Sigur, il feudatari al viveva con la sua famiglia te parte più interne e ben parate, il turion. Benon fruz, o disares che come ho si pronti parlavio di qualche cistiel dal nostro Friul. Il primo che vi ho darin è quel di Strassolt, a Cervignan. È un evore particolare perché in realtà si tratta di due cistiei gimui. Strassolt di Sore, Strassolt di Sot, de famiglia Strassoldo Grafenberg. Tete di Miec e ieri anche una doppia cente murarie. In qualche occasione, come voi, si può visitare anche dentro la cucina, la sala d'ingresso, che des sguardi e il parco. E come ho si arrivati a Gardischie, dove ho visitato la fortezza, che è stata fatta su dai veneziani dal 1479 per difendere la plana furlane da scorsati dai turchi che le guastavano. La fortezza ha una struttura pentagonale irregolare, con torsa plante taronde sui cantoni e una fuesse larghe e fonde. E è un'evore ben costruita, ma questo non gli ha impedito ai chiese d'Austria di conquistarle. Per ultimo, ho pensato di portare a Viodi il cistiel di Spilimberg. Tete di Miec lo hanno fatto su partini a Menz un vat dal Tiliment. Viodin la sua caratteristica più particolare. Il palazzo pitturato a fresco. Viodeso, sulla facciata del palazzo che si chiama in decor dal cistiel, si può ammirare pitturi a fresco di damis, chiavai e giovani servidors. Una vera immersione in tete di Miec. Interessante, no mo? Fasin un gioco. Ben rivats, fruz. Voi averes gust di viodi se si visais gli sparts dal cistiel medieval.
Io us disarai une paraule e vo altris la cirarei sulla mappe. Oves 5 secondi. Pronts? Vie! Il prim element di Ciri è la fuesse de aghe. Chiatade? Bravs! Comò Ciriti il punt llevador. Si visaso qual calè? Ben fatte! Provin culturion. Du la cal viveva il feudatari. Benon, come li stors? Parvivi si ha bisogno di aghe, che in un chistiel si chiate tal poc. Provai a Cirilu. Per ultim, ho tenuto il più difficile, i curmei. Viodin se si visais ce che son. Saveso cos'è propit fuarz? Si viodin la prossime volte, maman. Dammi chi la tua manute, che ti conti une storiute di un mondo plen di magie, di amis e fantasie. Il chistiel infestat. Agliere une volte un siorut che aveva nom Ugo e che di mistir al faseva il guardian dal chistiel di Darchian d'Isore. Agliere a sta in te chiasute di legni in bande dal chistiel e con lui astavin anche li sos besteutis, un chian di chiacce, un ghiad neri, dos ghialinis, 3 ochis e 4 surisins. Di quan che eiere muarte la parone, però, i affars non l'avin masse ben. La end non l'ave plui a visitar il chistiel come une volte, e li spalanchis a fin da l'an aierin simpri mancul. Il palac agliere passat di man ai sfis de vecchie parone, che però astavin in città e dal chistiel non rinteressave gran. Un dì si presentare in te cort con la scusa di voler passare un fin di settimane a lì, in riguard de mari. Ugo al prontali stanzis in teale di mandrete, al proviodè di preparare une buine cene e poi dopo li scumiatà. Se avessis di bisogno di me, al baste suonà la campanella e io arriverai dal momento. Buine sere, sioris, e buine permanence. Lis dos surs aierin bruttis, bocconis e col naso a spicce, e quanche Ugo al foglie sud, tra un boccone e che l'altri, a scominciarin a Dippo, o vendi movisi, a vendi il palazzo, che non useresti in plui masse bez. Tu has raison, doman viodin di meti fier sinaghe. Ugo, però, cagliere resta di fur de puarte, al veves in tut dut. Ioi, puar mai me, Al disè disperat. come c'è fasio, du la voglio. Al passar la notte casope, va in tam che un stricei, e anche lis beste utis aierin avilidis tal vio di lucusì. Al chian, in alore, i vigni une idee. Sentite chi, amis, Al disè a che gli altri s'animai. domandi sere, quam che ches dos femenatis si indurmidi saran o tacarin sot, non arrivaran neanche a falis valis pe fuffe. E così ur spiegà il plan in tai particolars. La sera dopo, Ugo al servì di gnuv la cene, al cumiatalis paronis e, come la gnot prime, si sierate casope a disperasi.
torundis, lis dos surs s'indurmidirin, ma quanche l'orloi al sulala mie geniot, alc lis dismovea colp. Sbababam! Il barcon de chiamare si spalancà con un buff di aiar e li santis attaccarin a sbati quintri dal mur. Lis femenatis si jevarin su dal moment pal spac. C'è razze di guardian, neanche bondi si era ben il barcon, dise une. Intant il chian alierellat con li sghialini ste stanzie, giuste parsore di che de sparonis, e alveve sparniciat blave da pardut. Li sghialinis attaccarin a beccotà chi e là, l'antatora torpe stanzie. Che sbiadis, caierin sot, si sgrisulari. Ma c'è stat, has tu sentut anche tu? E domandà une, chiapan su un spiedi par difindisi. Che atre allore e grampà la scove come une spade, e schene quintri schene aggiravi intora tor de stanzie. I ghiat neri allore agli entradis quindont al bagn, al tirafur li songulis e al tacà sgrifal spiedi passant par ben li sgrifis di ca e di là. Tal stes moment i surisin s'attaccarin a cori sue giù ai murs e li socchis sbattevin li salis intorno ai barconi. Pensi tu anche tu, c'è che pensi io? E barbotà une. Sì, il chistiella l'ha infestato. E rispondè che atre, con gli sghiambis che i clopavi in pepore. L'agnot e follunghie e gli sfemenatis non rivarin a sierai voi, ma sul caricà dal dì a spesearin a viergi li svalis e a buttà dentri a sdavasi vistiz e duce che or capitave pesmans. Ugo aliere biel già avore tal giardin e al sentì dut un tananai che al venive di dentri dal palac. Al stave par ghiavasi lis manecis e là da un cuc, quanche il porton dal palac si spalancà di bot. Lis dous surs, anche mocula chiamese di gnoti intor, a stavin schiampan vie dal chistiel. Tegni tal tu, che al chistielat. E berghelà une. Non volim plus avenuie, ni dal palac, ni di te, dise che atre, slunghianti il pas. E fra che schberlis ammontarin in macchine e vie lor. Nissun li sapui viodudis, ni sintudis. La novità è passati une bocchia che atre, e in poc timp il chistiel al tornai in placidi int, dute bramosi di chiatasi denan qualchi fantasime. Ugo, nanche a dilu, agliere content come une pasche, ma non riva mai ad ore a savè, c'è dal diau che al fos succedut in che ignot. Vidi, sas tu desire mi ha contato di essi stade coi fruts, ha visitato la bielecce di 3 chistiei dal Friul. Peccato che non stavi tan bene e non so potuto là con loro. Sì, come mi signor, grazie. Mi sarebbe piaciuto mostrare un dei chistiei che mi plasin di più, che è il di D'Artigne de famesa Vorgnan. La struttura è proprio che classiche dal chistiel. E poi è un evore antico. Pensa che già il storico Langobard Pauli Diacon aveva fevelato di un edificio difensivo proprio da queste posizioni. Sì, hanno fatto tanti studi e anche schiavi archeologici. Sicuro, mi sarebbe piaciuto un evore iesi lì intanto dai schiavi. Tu sai che a me mi piace tanto la storia antica e l'archeologia.
chissà c'è come avresti potuto scoviergi. E altri frutti varessi so gusto di assisti a un schiaffo archeologico. Tu là. Va bene, ma il disares la prossima volta. Mamma. Mari sante. Fruits. In te chiese di desire tutte le perfette. Mi fa svenire quasi le ingirli. Io non so così ordinate. Desiree, tu sei un'ispirazione. Sei ordinate che gli chiese tu. Dariute, ti mi organizzate la mia chiasute e è la mia passione. Mi divertis. Orpo, chialai, i splanti sono organizzati per color de sueis e dai pics. La rose d'arancione, donde che gialle, donde che rosse, donde che fucsie, donde che viole, donde che blu. Io... Ascolta. Sì, Desiree, ma se non ti sali il toccasse tutti dai chialciuzzi? Perché mal domandis tu? Anin avviodi, Anin. Becca, e tu sapevi, i chialciuzzi scompagnati. Oh, tu sei normale. Anche tu. Tu pensi tu parla buon. Allora che ogni volta che io lavi, un al schiampe via. Io accompagno, ma per via di vigli, cal giù con loro e mai porte a tor. I chialciuzzi scompagnati, anche se sono così, sono bellissimi. Qualche volta mi capite di là a tor con un chialciuto a manciampe di due colori, a mandrete neri o un lungo, un corto, oppure un culisris e un quincurisins. Tu sei proprio il mattucelle, tu, eh? Sì. Tu paressi di provare anche tu. Al rintlis giornatis c'è tan coloradis. E anche i tiei pis. Daria, nemica, con i miei chialciuzzi differenti. Oh, ne siete perfette! C'è stile! Sos tu, Daria, come che mi pensi, le prime settimane dal mese di febbraio si celebra la giornata mondiale dai chialciuzzi scompagnati. E è conosciuta a livello internazionale. Le festeggiano i frutti di tutto il mondo. Pensa che è nascuta in Australia, dove che ieri tu e Bette a Nadal. E in Italia l'idea l'ha avuta proprio una maestra furlane delle scuole primarie di Tierch di Aquilee, Sabrina Flapp, con che di promuovi tra i frutti il rispetto delle diversità e l'inclusione. Di fatto, il chialciuto scompagnato, che per solito può essere un errore, è diventato un modo per mostrare troppo bene che lei è differenza. Ognuno ha la sua pelle, o il suo posto in dove che lei sta. Al può svelis ma lunghi o corti, o i chiavei drezzi o ricciotti, frutti, doppi o simbiei compagni. Ma allora che modo funzionano queste feste? Per queste ricorrenze, ognuno ha di mettere su un par di chialciuzzi, ma un differente di che l'altro, e ha di lasciare che si vedono, per far capire bene l'importanza della diversità e dell'originalità. Allora, buon divertimento a tutti noi a mettere su chialciuzzi scompagnati a chiesa per te scuole.
Fasin un gioco. Provai a ciri tra tanti calciuts compagns che il che è differente di tutti. Il calciut differente di tutti agli era chest. Lo avevi occhiatato? Se sì, oves doi voi un evore svelz. Provai con mo a chiattà un'altra volta il calciut differente di tutti che gli altri. Il calciut differente di tutti che gli altri agli era quel parzore dal liet. E com'ò? Il calciut differente di tutti che gli altri agli era quel parzore dal scrittori. Me cusine e je bette, je nisum je bette, je ul cognossi dut, e cirniovis da pardut. Per ascoltare, io sono pronte, cosa vuete che non sconte? Mandi a tutti, io sono calciute bette, su ne pette. Mandi amis, ascoltatemi. Adesso forse anche gli altri sono calciut, con la busetta al centro, o sulla ponte, o che l'ha perduto suo fradi. Beh non, che ho letto allora, lo trasformerò in una bella marionetta con duce che non passa denando ai voi e che avesse a casa. Riciclare, al fas benon, all'ambiente. Te so io potessi lì cerclus di rodui di chiarte igieniche per fare voi come chesti, oppure bottons, oppure vogluz con l'adesivo d'aur, o tapons di bottiglie, per fare la lenghe, galis rossis, per fare chiavei chiarte, lane, duce che us passe denanda ai voi, fros. Tocus di feltri, balutis, se so prons. Allora, via. Partaia fuarbis, con la ponte taronde, e con le viniliche o anche con le acchialt, ma mi raccomandi, se dovrais la cole acchialt, dovresti domandare di essi iudas di un grant. Prima di tutto, dovresti mettere la parte dal telon sotto e lavorare sulla parte parzore dal calciut. Così dentro io posso mettere il polear e te parti che sono idee dal P o metti anche gli altri des man. O hai chiatat che sta il ciudbo e sol, con di più ma sei sfortunato per via che aveva anche una busuta. Dio deso, ma io tornerai a Davide e valor. Io ho attaccato due vogluts fans con l'adesivo da Word, ma ho potuto doprare anche bottoni vecchios, o tappons di bottiglie, o cerclus dal rodulo di chiarte igieniche per fare voi. C'è che volessi. O hai mettuto come nas une balute colorate e le hai attaccate con la colla acchialta. Stai attenta, fasi aiutare. La lenghe di calciute bette le hai fatte con tune gale rosse. Anche che chi le hai attaccate con la colla acchialta, ma facessi sempre aiutare di un grande per piacere. Oh, che la c'è biele che è come
per fare i chiavei o hai tagliato tricutis di chiarte di color arancione, ma altri so podesta cacce covoles. Zicche zacche, zicche zacche, zicche zacche. Anche loro hai tagliato con la colla a chialt. Chiale, c'è divertente che sta diventando la mia marionetta. Oh, ma c'è biele che io la mia marionetta e che al sud bette. C'è di senso? Mi somiglia. E la vostra? Mostratemi anche il vostro lavoro, le vostre opere mestre. A buon'ore alla mattina, veio il ghial e la ghialine, mandi. Salutatele ben con me, la simiute color caffè, mandi. Oh, ma al saluto non smanchi una. Sicuro, la vacchia brune, mandi. Paveis, moschis, furmis, caius, c'è biela mis. A lei il reanda i frutti. Kulisman sotoci dutut e cui piso voi fin là. Qui me voglio chiaro viotka, dutta del dovendi fa. Kulis messo e li scolti e col nas io nasi così. Ula voso voi cantando la canzone d'uta qui. Kulis manso i saluti e cui piso salta, poi miei braccio sta imbaciati, poi ti invidi a giù. Poi smesso e li scolti e col nas io nasi così. Con la voce voi cantando la canzone d'uta qui. La 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 la. Una voce voi cantando la canzone tutta qui. Una voce voi cantando la canzone tutta qui. C'è che sensibile che tu sei svegli. Tu ti sei squinciato per occasione. Occhiali di me. Io ho mettuto su un chialciut color turchin con le cicimbelis e un altro chialciut lungo con le ris. Ma, io dimmi sotto, mostrami i tuoi chialciut. Allora, in tu necciate, tu hai un chialciut coi corisins, c'è romantic. E di che altre bande? Un chialciut con gli scrocchetuti col salmone. Ma c'è viaggio stravagante che tu sei. Sempre simpatico, sei proprio da fortunata, avete. Tu mi fai proprio ridi. Chiale però che tu hai 4 chatis e ti manchi anche mo 2 chialcius di metti. Mamma, frutz. Ieri vade la giornata, ma saremo un'eredate. Con bravura io t'addis, la mia tu parecchia mis. Tutti insieme te casute, ascoltaremo un esto aiute. Con distrusse mostri,
ogni dì si fa così, tutto il miedo gran